50 anni fa il Club di Roma iniziò a denunciare le conseguenze dei cambiamenti climatici. Il rapporto sui limiti dello sviluppo, già nel 1972, spiegava che in un pianeta con risorse finite non era concepibile prevedere una crescita infinita. Entro il 2100 Venezia sarà sommersa in modo permanente e le acque alte, simili a quelle dello scorso novembre, potrebbero arrivare, tra 80 anni, fino a 3 metri d'altezza. Le coste del Veneto verranno gradualmente inondate, interessando spiagge, porti, aree residenziali e agricole, per decine e decine di chilometri quadrati. Gli eventi atmosferici saranno sempre più intensi, frequenti e imprevedibili e causeranno danni incalcolabili. L'innalzamento del livello del mare segnerà una crisi irreversibile della Blue Economy, tutta quell'economia legata al mare e alle attività economiche ad esso connesse, che garantisce quasi 1/10 del PIL nazionale. Chi nasce oggi potrà essere sfortunato testimone di queste immane tragedie e a 80 anni potrà vedere Venezia sommersa per sempre. Noi siamo l'ultima generazione che può bloccare la produzione di CO2, l'ultima che può mitigare il climate change e che può prepararsi per un graduale adattamento. Non possiamo più aspettare, dobbiamo agire ora.